Lo ha scoperto dopo gli accertamenti. Una professoressa del liceo Duca degli Abruzzi di Treviso è stata contagiata da tubercolosi. Non è stato necessario ricovero, si trova a casa dove sta seguendo la terapia. Immediatamente al liceo sono scattati i controlli sulle 6 classi dove la docente insegna. Sono circa 150 le persone a cui verrà effettuato il test Manteau e che verranno monitorate dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ULSS 2. La cosa è molto contenuta, stiano tranquilli i genitori, sono 6 classi interessate, ma noi siamo convinti che non ci saranno assolutamente positività, viene fatta la mantua a tutti, verrà controllata la risposta domani, ma noi contiamo che la cosa sia molto definita. Se per caso ci fosse qualche altro caso si va alla ricerca epidemiologica, si fa il trattamento con isoniazide e la cosa si contiene. Per gli studenti dell'istituto, gli altri docenti e i familiari della professoressa coinvolta sarà avviata domani la profilassi. I controlli saranno conclusi entro giovedì della prossima settimana. Nel caso tutti i risultati sono negativi è prevista comunque la ripetizione del test dopo 2 o 3 mesi. Se invece ci fosse qualche positivo verrà preso in carico per la prosecuzione dell'iter diagnostico. Gli studenti sono dunque tornati in classe. Beh sì, certo, perché voglio dire comunque sono le classi tutti insieme, quindi restano insieme, per cui voglio dire non ci sono pericoli di diffusione della stessa. Poi vengono ovviamente controllate anche le famiglie. L'istituto è stato avvertito tempestivamente così come le autorità competenti. Ora si attendono i risultati dei test su studenti e corpo docente.